Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, e Don Carlo Misilmeri, San Vitolo Capo, giornata numero 14 del Girone A di eccellenza siciliana. Misilmeri orfano di vittorie da quasi un mese, ma in settimana sono arrivati i pezzi grossi dal mercato per l'attacco, il ritorno di Vincenzo Manfrè e l'ingaggio di David Gueye, che questo campionato lo ha vinto 2 volte negli ultimi 3 anni. Il San Vito invece per la prima volta in stagione ha perso 2 partite di fila tra campionato e coppa, trapanesi indeboliti. In questo mercato africano è andato a Marineo e mercoledì ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa. Le due formazioni Misilmeri in tenuta biancorossa, il 3-5-2 di Tommaso Napoli con Zumo in porta, in difesa da destra verso sinistra Capozucchi, Muzzo e Aiello, a centrocampo Longo, Mendola, Cerniglia, Messina e Ivan Lavardera in attacco. Il tandem composto da Manfrè e Gueye. Risponde il San Vitolo Capo di Vito Policani, 4-3-3 con Pizzolato in porta, Cicala, Chieffo, Awa e Mannina in difesa, Forconi, Secum e Mustaccia a centrocampo, Bulades, Adelfio, arrivato proprio dal Misilmeri in settimana, assieme a Spadaro in attacco. Per quanto riguarda le due panchine, il Misilmeri ha a disposizione Arduino per la porta alla prima convocazione stagionale, poi Cosentino, Pellegrino, La Paglia, Ricciulli, Gambino, Tripiano, Romano e Mistretta, anche lui portiere. Dunque 2 portieri a disposizione per il Misilmeri. Tutti comodi, è iniziato il match con il San Vitolo Capo in tenuta gialla, che in panchina ha a disposizione soltanto 5 riserve, Rusconi per la porta e poi Ramaglio, Claudio Lavardera, tenuto a riposo in vista della semifinale di Coppa di mercoledì, e poi Presti Giacomo e Basit. Stanno iniziando anche le altre partite con gli anticipi che si sono giocati ieri, quelli tra Parmonval e Folgore Castelvetrano, 2-1 per la Parmonval, con i gol di Sanz e Cervello. Idrissou ha accorciato, ma il suo gol non è bastato per rimontare la situazione. Questo pomeriggio il vantaggio dello Sciacca a Casteldaccia con il gol di Cari, Casteldaccia 0, Unitas Sciacca 1. Ieri c'è stato anche l'1-1 tra Castellammare e Oratorio Marineo al gol di Azzara. Ha risposto Ba. Oggi c'è anche Athletic Palermo, Accademia Trapani, San Giorgio Piana, Super Giovane Castelbuono, in diretta su Sportisili. Queste partite sono iniziate alle ore 14:30, quelle per quanto riguarda la giornata di oggi alle 14:45, quindi un quarto d'ora più tardi è iniziata Gelà Partenico Audace alle ore 15, oltre a Misilmeri San Vitolo Capo, iniziata anche l'Ascari Cefalù Marsala. Subito diverso agonismo in campo con il Misilmeri che oggi deve fare a meno di cintura squalificato rosso al debutto da subentrato in trasferta contro la Super Giovane Castelbuono una settimana fa. E i biancorossi attaccano proprio con Gueye, ultimo tocco suo ma il pallone non esce, lo va a recuperare Mannina.
E allora possesso San Vito, lato Misilmeri. Per quanto riguarda le assenze, manca anche Locascio, che sembra essere in uscita. C'è l'interesse per lui da parte del Bagheria in promozione. Assenti anche Rudonia, Adelfio, Sheriff e Di Salvo, con quest'ultimo che oggi all'Aloisio è presente a guardare la partita. Sono rientrati invece dall'infortunio Ricciulli e Pellegrino, che siedono in panchina. Cross in mezzo con il colpo di testa di Aiello ad allontanare il San Vito. Aveva guadagnato un pallone prezioso, qui c'è fallo su Mendola e allora calcio di punizione per il Misilmeri. Da capire però le condizioni di Ricciulli e Pellegrino potrebbero avere un po' di minuti dalla panchina nel secondo tempo, vedremo. Anche se potrebbe essere difficile dato che parliamo di due titolari. Nel San Vito Lo Capo invece oggi manca De Santis al centro della difesa, anche per lui cartellino rosso una settimana fa nella partita in casa contro il Casteldaccia. Ha preso 2 giornate, quindi mancherà anche la settimana prossima quando il San Vito Lo Capo ospiterà il Castellammare. Invece per la semifinale di ritorno di Coppa ci sarà. Assente anche Barbera al centro dell'attacco, anche lui in uscita, direzione Oratorio Marineo. Oggi neanche c'è Claudio Lavardera titolare, infatti c'è il debutto dal primo minuto per Salvatore Adelfio, l'ex giovanili di Cus Palermo e Pescara, arrivato proprio dalla Don Carlo Misilmeri nel corso di questa settimana. Assente il nuovo arrivato Bevilacqua dall'Acragas, prima convocazione in panchina scorsa settimana contro il Casteldaccia, ancora non ha debuttato. Oggi neanche è a disposizione, mentre ancora assente Gomez Nobre, anche lui sembra essere in uscita. Lui però è presente oggi all'Aloisio per guardare la partita, tant'è che si scaldava con i compagni, con Basit. Presente anche Barbera, ma in borghese, possiamo dire così. Cambio pallone, sembra non essere buono quello presente, e allora si riparte da Giorgio Pizzolato. Sempre per quanto riguarda il San Vito Lo Capo, debutto da titolare sia per Cicala a destra. Lui ha preso il posto di Giacomo Fricano, se n'è andato all'Oratorio Marineo, e debutto da titolare anche per Najib Sekoum, arrivato dal Partinico Daci, così come Cicala. Per Cicala è un ritorno, perché ha vestito la maglia del San Vito Lo Capo nelle ultime 2 stagioni. È risultata essere una parentesi quella a Partinico all'inizio di questa qui. Bulades contro la pressione di Muzzo è un po' fortunato, allora scarica proprio per Cicala il cross in mezzo il colpo di testa provato da Forconi davanti la porta, la prima occasione della partita per Facundo Forconi, che si è inserito ed è andato vicino al colpo verso la porta, difesa da Alessio Zummo. Vuole i ritmi più alti Tommaso Napoli nella panchina della Misilmeri, anche lui non è al meglio, tant'è che ha la febbre, nonostante tutto oggi presente a guidare i suoi. Scivolata fondamentale di Chiefo a fermare la corsa di David Gueye. Inizio stagione ha vestito la maglia della squadra di Serie D della Castellanzese nel girone B, ha giocato però veramente poco, 4 presenze di cui 3 in campionato, 0 gol, 1 gol invece con la maglia del Vittoria nel girone B, sempre di eccellenza. 2 campionati
vinti negli ultimi 3 anni sono stati con le maglie di Kanikati e Nisa. Manfred, l'altro nuovo arrivato. Qui c'è l'attacco dietro di Mustaccia, pallone recuperato da Cernia che lo gira in difesa, dove c'è Capozzucchi. Sponda di Manfredi, tiro di Mendola che prova ad incrociare, finisce fuori il pallone. Data l'assenza di Cosentino, Capozzucchi fa il centrale con Muzzo braccetto di sinistra e Aiello braccetto di destra. Aua. Cicala. Lancio profondo a cercare il capitano Romito Bulades. L'azione però si spegne. E non è stato contentissimo Vito Policani in panchina. Calcio di punizione qui guadagnato da Forconi, colui che ha avuto la mezza chance da gol. E qualche secondo in più per la battuta. Dicevamo degli ingaggi di Gueye e Manfred, colui che è partito invece è Silvio Tripoli, direzione Avola. Quindi se Gueye è passato dal girone B al girone A, è successo al contrario per Silvio Tripoli. Sorpresa per quanto riguarda l'attacco delle Misilmeri, dato che lui è per lo più un esterno d'attacco, e invece da prima punta o comunque da seconda fatto molto bene con la maglia biancorossa, segnando la bellezza di 8 gol in 19 presenze tra campionato e coppa. Bulades, cross in mezzo, sempre verso il centro, sempre Forconi a provarci. Stavolta il pallone è un po' più alto rispetto a prima. Anche in questo caso Policani voleva di più. Però contro una squadra in zona playoff, aver guadagnato questo approccio non è niente male per il San Vitolo Capo. Lotta Chieffo assieme a Manfred, che con il Gela ha giocato 15 partite tra campionato e coppa, fatto 2 gol, entrambi in campionato. Lui a Misilmeri ci ha giocato la fine della stagione 21-22, in quell'annata dove ha vestito 4 maglie diverse, e poi ha vestito la maglia delle Misilmeri nella seconda parte della stagione 22-23, dove ha realizzato 15 gol. E quello lì è risultato essere il miglior trasferimento in assoluto della sua carriera. Non nella sua migliore stagione, perché a quei numeri ci è arrivato, ma con 2 maglie diverse. Altro traversone in mezzo, arriva dalle retrovie Mustaccia, la parata di Zummo. Spadaro poi non riesce a passarla benissimo perché scivola, ma il San Vito è ancora presente. Avoa. Cicala. Cross in mezzo, secondo palo, Spadaro non riesce, l'aggancio con la copertura di Longo. Allora rimessa dal fondo. Ragazzi, oh! Gigi, non abbiamo fretta di mettere la pallata profonda! Giochiamola! Non vuole fretta per i suoi ragazzi, Tommaso Napoli. Però il San Vito, nonostante i 17 uomini disponibili oggi, nonostante il ritardo all'arrivo qui al Giovanni Aloisio, perché la squadra non si è presentata con larghissimo anticipo, sta
facendo un buon inizio di partita, considerando anche il fatto che la squadra di Policani ha avuto per tutta la stagione comunque la parte di stagione giocata, l'impegno della Coppa, giocando anche di mercoledì, e non è cosa da poco considerando anche il fatto che quella trapanese sia una matricola, una neopromossa. Gueye avanza palla al piede, se la allunga un po' di troppo è fortunato. Ancora Gueye gira dietro a Cerniglia, che rispetta le parole del suo allenatore, andando con calma, girando il pallone senza fretta. Aiello, Capozzucchi per Muzzò. Ivan Lavardera non la prende perché ha visto l'ultimo tocco di maglia gialla del San Vito, e allora rimessa laterale per il Misilmeri. Capozzucchi porta palla, Muzzò, Cerniglia, Aiello subito di prima deciso a servire Capozzucchi, pallone su Mendola, sbatte anche su Bulades, la prende adesso il giocatore del San Vito Capo, ma finisce fuori. Non si spiega il motivo di questa scelta Policani. Ivan Lavardera, lancio lungo, provato l'aggancio Cicala e sul pallone lo rilancia su Mendola e guadagna la rimessa dal fondo, sì. Giovanni Aloisio, che di recente ha avuto il montaggio di un nuovo settore ospiti. Infatti, se vedete, dall'altro lato c'è una struttura in metallo nel settore ospiti, praticamente un ampliamento della zona riservata ai tifosi delle squadre avversari che vengono qui a giocare. Eccola lì, con tanto di scalini. Questo è soltanto un passo propedeutico a quella che poi sarà la tribuna di questo impianto sportivo, perché sia i tifosi ospiti che quelli di casa avranno modo di essere riparati e di potersi godere le partite con più tranquillità, soprattutto senza il sole in faccia, in periodi come la primavera, un periodo in cui ancora la stagione calcistica deve concludersi. Il tiro da fuori di Ivan Lavardera, traiettoria bella a scendere, scesa troppo tardi però, oltre la traversa il suo pallone. Prima occasione anche per la squadra di casa con Ivan Lavardera. Poche soluzioni per adesso per i due attaccanti. Ivan Lavardera ha provato da fuori. Mannina a terra, tutto regolare contro Cerniglia. Poi Mustaccia ha provato a fermare il centrocampista del Misilmeri. Cerniglia allarga i gomiti nei confronti di Secum. Non l'ha presa benissimo il centrocampista del San Vito, arrivato in settimana. Per lui, con la maglia del Partinico Dace, nella prima parte di stagione 11 presenze senza segnare. Sembrava essere alla fine della sua carriera nella scorsa estate, poi è stato soltanto un trasferimento dall'Accademia Trapani al Partinico Daci. Adesso
Il transfer al San Vitolo Capo. Punizione per il Misilmeri. Batte chi ha calciato poco fa, ovvero Ivan Lavardere. Cross in mezzo, Pizzolato esce con il pugno, commette anche fallo. Aiello verso il portiere del San Vito. Sembrava essere il contrario, dato che il pugno l'ha uscito Pizzolato. L'arbitro ha visto il fallo di Aiello, se no sarebbe stato calcio di rigore, ovviamente. E intanto il Misilmeri prepara il primo cambio perché sta per entrare Romano. Qualcosa non va in mezzo al campo per il Misilmeri, allora Napoli esaurisce già la prima scelta. Misilmeri che in mediana ha anche Sannassardo fuori, che è uscito per infortunio dopo 6 minuti in cui praticamente ha debuttato con la maglia del Misilmeri settimana scorsa a Castelbuono contro la Super Giovane. Vedremo chi uscirà. Calcio d'angolo intanto per il San Vito Capo, con una Mustaccia che affida tutto al destro di Gabriele Cicala. E invece batte Secum e Policani allarga le braccia. Alla fine la battuta è corta. Ritorna Cicala in quella zona di campo, allontana Zummo. Pallone controllato da Bulades, finta il piazzato col destro, si distende Zummo. Il San Vito insiste ancora, stavolta verso lo specchio della porta. Ci ha provato anche Romito Bulades da una posizione più centrale. Alessio. Si va con il cambio dentro Romano. Esce Cerniglia. Acceleriamo, grazie. Capitano. Sto male, dice Cerniglia all'arbitro che gli mette un attimo di fretta. Dobbiamo avere più letture di giocata, non subito già là. Dunque fuori Cerniglia, entra Romano che così fa 50 presenze nel campionato di eccellenza. Si siede Stefano Cerniglia. Cambio forzato per Napoli. Ogni volta si fa male un big, ne rientra un altro e così via. E questa è un po' la situazione in casa Misilmeri, soprattutto per quanto riguarda la difesa, e adesso i problemi arrivano anche a centrocampo. Fuori Cerniglia dunque, dentro Romano, che di solito negli ultimi 2 anni e mezzo è stato il titolare su quella mattonella. Oggi, nonostante l'assenza di Sannassardo, che è stato preferito allo stesso Romano settimana scorsa, Napoli ha optato per Cerniglia. Intanto il San Vito continua a creare potenziali chance con la corsa di Bulades, cross morbido sì, ma dall'altro lato non arriva benissimo Spadaro. E comunque calcio d'angolo perché c'è stato un tocco bianco-rosso e allora opzione dalla bandierina per il San Vito. La battuta affidata a Najib Secum, che chiama lo schema. In tanti si muovono in aria, alla fine lo schema è questo pallone messo lì debole sul primo palo, che è in fuori gioco. Calcio di punizione per il Misilmeri. Ci sono un po' di cambiamenti per quanto riguarda le partite di questo pomeriggio. Lo Sciacca è avanti 3-1 a Casteldaccia e avanti anche il Marsala a Lascari per 1-0. Dunque Lascari Cefalù 0, Marsala 1. Speriamo come al solito di dirvi anche i marcatori. Manfredi
non è pulitissima la sponda, poi Muzzo guadagna la deviazione nel momento in cui va a spazzare contro Spadaro, che era lì, e allora rimessa per il Misil Mary. Romano, sventagliata, Bulades colpisce di testa, il pallone lo raccoglie Napoli. Arriva. Longo affida tutto ad Aiello. Mezzo. 4-4. Bulades in scivolata ad anticipare Romano, la riprende Romano, allarga tutto da Ivan Lavardera, c'è però posizione di fuorigioco. Il rilancio di Pizzolato verso Bulades che guarda fino in fondo il pallone, lo controlla per poi passarla a Mustaccia. Viene chiesto il pallone dietro, Secum, c'è spazio ancora a Bulades. Spazio per il San Vito, rientra sul destro il cross, Aiello di testa. Arriva Wa, prima di lui Romano, pallone lungo, arriva Pizzolato che evita Manfred gestendo con i piedi. Pizzolato che sa gestire molto bene il pallone in questo modo da portiere moderno. Cross respinto, la riprende Romano. Ivan Lavardera a superare Secum, poi c'è il fallo e scatta anche il cartellino giallo per Forconi, il primo ammonito della partita. Dobbiamo stare più calmi e messi bene, oh! Non possiamo sempre poi fare fallo perché dobbiamo regolare, ah! Le parole di Policani ai suoi poco fa. Dai, muovi. Muoviamoci! Gueye lo anticipa Awa, pallone ripreso da Manfred, lo gestisce più volte con la sola, poi effettua il cross, furbamente si prende l'angolo. Marchiamo! Batte Romano, il pallone in mezzo, esce Pizzolato, lo manda via, stavolta non con il pugno ma allargando il braccio. Rimessa lunga, si cerca Mendo, la sponda, Manfred spalla alla porta, non riesce a passarla dietro. Aiello di controbalzo, arriva Pizzolato che se la chiama, poi non c'è nulla per quanto riguarda la decisione dell'arbitro sul pallone fuori dall'area di rigore raccolto con le mani dal portiere del San Vito Capo. E allora tutto a posto. Mannina, lungolinea, Bulades voleva far scorrere e poi tacco di Napoli che se la ride con Mannina. Chieffo, Mustaccia, Avoa, chiede aiuto a Spadaro, se lo allunga poi Ivan Lavardera lo ferma. Punizione. Avoa, Chieffo stava perdendo per un attimo il controllo, adesso Avoa chiede palla da tantissimo tempo Mannina. Il San Vito continua a giocare laggiù. Forconi, Muzzo, tacco, Ivan Lavardera, Mendola, deviazione, pallone arriva a Gueye, si muove Ivan Lavardera, Gueye preferisce servire Manfred al centro dell'area, l'intervento di Mustaccia e pallone a Pizzolato. Gela avanti contro il Partinico Dace, il gol di Gigante. Gela 1, Partinico Dace 0.
Sekum Mannina lo va ad incontrare Messina. Aiello, l'alzata per Messina. Arriva Sekum, non c'è nulla per l'arbitro, che è Lorenzo Motta di Siracusa. Stiamo calmi, è un contrasto di gioco. Queste le parole dell'arbitro, assistito da Claudio Coletta di Catania e Antonino Barbagallo di Enna. Questa qui, la terna. Gueye riconsegna il pallone a Pizzolato. Il lancio lungo, Bulades la colpisce di testa, vuole la deviazione di Longo, non c'è nulla per l'arbitro. Romano scatta Longo, non viene ascoltato. Aiello senza frenesia vuole i suoi Policani. Romano, Manfred sullo stretto Messina. Ivan Lavardera, c'è Spadaro, allunga la gamba ma non può andare al contrasto. Chieffo di testa, colpo di testa rischioso perché il pallone è sempre lì. Longo sfida Mannina, lo supera, va fino in fondo, il colpo di testa sfiorato da Manfred davanti il portiere, il tiro di Ivan Lavardera ancora fuori. Grande occasione per il Misilmeri, sempre tramite i colpi di Ivan Lavardera, che sta facendo l'attaccante. Sta giocando molto di sponda invece Vincenzo Manfred. Non premiata ancora la velocità di David Gueye. Longo si gira, da uno sguardo intorno, alla fine serve dietro per far arrivare tutto a Zummo. Capozzucchi, Romano. Dicevamo del vantaggio del Marsala all'Ascari, ha segnato Mangeracina. Occhio però alla Misilmeri, Ivan Lavardera si inserisce, decisiva Wa, che tocca il pallone, poi il San Vito vede l'ultimo tocco di maglia biancorossa, ammonito Pizzolato per proteste, e infatti sembrava che l'ultimo tocco fosse del giocatore del Misilmeri, e invece no, per l'arbitro è calcio d'angolo. Rimane comunque grande l'intervento di Emmanuel Awa. Allora angolo Misilmeri, alla battuta Ivan Lavardera. Il 18 di chi è? Di chi è il 18? L'arbitro guarda i contatti in area, battuta un po' corta, troppo sul primo palo. Stavolta Awa la prende e l'ultimo tocco, anche secondo l'arbitro, è di maglia biancorossa, dunque rimessa dal fondo. Sorta di compensazione, anche se è da capire meglio la situazione che ha generato questo calcio d'angolo con più certezza. Chieffo per Mannina, gli chiede di correre, i due ci sono. Mustaccia, Avoa, spazio dopo il passaggio di Avoa per Mustaccia. Si è scambiato poco fa la posizione con Sekum che fa la mezzala. In mediana c'è Mustaccia, anche se adesso è tutto come prima con Sekum mediano, infatti è più verosimile così.
Va addosso, va addosso! Va addosso! Bulades, Secum scambiano alla lunga i due, poi Bulades si scontra con il proprio avversario, ovvero Aiello, e allora punizione per il San Vito Capo. Bulades ha ricevuto un colpo, rimane a terra. Che cazzo fa? Se me la fa mettere! Lascialo vedere lui, lascialo stare avanti! Punizione per il San Vito, Bulades si è rialzato. Secum, battuta di classe per Bulades, c'è però il controllo con la mano. Sorriso amaro per Bulades. E allora tutto si esaurisce così. Zumo fa il giocatore di movimento per servire Longo un po' dietro al momento del tocco con il pallone, con Mannina in pressing. Manfred lavora sempre per la squadra. Alla fine questo pallone lo prende Forconi di testa, Muzzo a fermare la traiettoria del lancio lungo. Non la prende nessuno qui. Gueye in agguato, Chieffo dietro da Pizzolato. Cicala. Controllo. Scivolata di Forconi. Pallone che esce fuori. Si prende la rimessa e Misilmeri. Con grande scoppio di qualcosa arrivato poco fa nei pressi del Giovanni Aloisio. Secum. Cicala. Si sta dando molto da fare a livello di corsa. Gabriele Cicala. Mannina, Bulades supera Longo. Adesso arriva anche Aiello in pressing il cross sul secondo palo. Lo prende Spadaro il pallone. Bandierina a duello. Si lotta ancora con Ivan Lavardera. La rimessa per il San Vito Lo Capo. Affidata a Cicala. Cicala fronteggia Mendola. In controtempo Spadaro non capisce il tempo del passaggio e allora Gueye chiede a Messina di allargarsi. Infatti il pallone verso di lui lo chiude Chieffo mandando fuori. Gueye. Longo protegge, chiede il passaggio velocemente Capozzucchi a Aiello. Muzzo, Manfred, per una volta lo sguardo verso la porta avversaria, poi la scivolata di Cicala su Ivan Lavardera. E sarà rimessa lunga, effettuata verso l'area. Mendola contro Secum, poi Messina stava andando a calciare, stava arrivando Romano, il pallone lo va a prendere Aiello che effettua il tiro debole, finisce sul fondo. Si fanno sentire i tifosi della Misilmeri all'esterno dell'impianto sportivo.
alla sinistra della porta di Pizzolato. Cori, Timpano, Bacchette. Alla destra invece i più moderati. Speriamo che sia così ancora per poco, per il bello di questo sport che necessita la presenza del pubblico. Giù Mustaccia, fallo di Longo. Napoli si è messo le mani sul viso come senso di disperazione in anticipo rispetto al fischio dell'arbitro. Mannina, Sekum, Mustaccia, Najib, Sekum, lancio lungo di testa dal colpo di Muzzo. Adelfio contro Romano, pallone verso Gueye, non ci può arrivare perché c'è Chiefo. Mannina scatta, poi il fallo di Messina. Signore, va bene, siamo munizione per Gianni, signore, va bene. Protesta di Policani. Mezzo avvertimento per l'allenatore del San Vitolo Capo. Inizio stagione ha fatto il vice di Giovanni Comito, che poi si è dimesso. Guarda l'aria, Mannina, cross basso, Mustaccia non lo stoppa per come volevano i suoi desideri. Mendola, il pallone arriva comunque a Messina, se la porta sul mancino, ancora la deve mettere giù, poi il pallone arriva al limite dell'area, in posizione più centrale. Spadaro, verticale, filtrante, con la scivolata perfetta di Capozzucchi su Adelfio. Erano compagni di squadra fino a pochi giorni fa. Forse anche per questo Policani lo sta rischiando dal primo minuto, anche se è praticamente comprensibile la scelta in vista della gara di Coppa di mercoledì. Awa insiste e alla meglio ancora una volta il ghanese, poi effettua questo passaggio che fa rimettere tutto in equilibrio quanto riguarda i duelli vinti, anche se di duelli non si può parlare perché ha sbagliato lui senza avere contro nessun altro. Romano, Manfred dietro, Ivan Lavardera si allarga Mendola. Manfred stoppa il pallone contro Mustaccia, c'è anche Sekum. Manfred allarga, Ivan Lavardera leggermente impreparato, c'è il cross basso da parte sua, Longo si è ritrovato il pallone lì, non trova la porta. Dai. Giochiamo semplice. Giochiamo semplice. Giochiamo semplice. Policani i suoi. Guarda i suoi inginocchiati invece Tommaso Napoli. Qui c'è fallo. E Capozzucchi ne approfitta per dire qualcosa a Longo, forse in merito alla chance avuta dalla Misilmeri poco fa, in modo tale da ragionare di più, anche se Longo comunque sembra aver fatto la scelta giusta, perché lo spazio c'era, le condizioni c'erano per tranquillamente calciare verso la porta. Si accendono i fari del Giovanni Aloisio, il cielo è nuvoloso, ha pioviginato prima del match nelle ore precedenti alle ore 15. Atmosfera che si fa leggermente più cupa. Spadaro è libero all'interno dell'area, vuole crearsi lo spazio, poi gira verso Bulade, se ne esce fuori un pallone strano.
che tocca prima la bandierina e poi finisce in fallo laterale per il Misilmeri. Pollicani voleva il tiro da parte di Spadaro. Stanno finendo i primi tempi delle altre partite, sempre 0-0 tra San Giorgio Piana e Super Giovane Castelbuono. Secuma di testa, Cicala, Adelfio un po' sbilanciato, la riprende Mendola, lancio lungo verso Gueye, c'è il colpo di testa di Chieffo. Romano, controllo e lancio lungo per Longo. La riprende però il San Vito. Pallone di Mannina. Gli sta addosso Longo, evita anche Aiello. Ancora Mannina, fa tutto da solo. L'ex Acragas, il tiro deviato. Zummo in calcio d'angolo col pallone poco sopra la traversa. San Vito pericoloso. Ha fatto tutto Alessio Mannina. Vulades, nuovo cross di testa Longo. Chieffo. 1,5 più recupera alla fine del primo tempo. Guarda verso l'area Bulades. Di testa il salvataggio, la riprende Mustaccia. Libero Secum. Gira da Romito Bulades. Il cross dentro. Colpo di testa di Mustaccia. Non posizionato benissimo al momento dell'impatto con il pallone. È rimessa laterale con la battuta di Forconi. Lascia tutto però a Mannina per una soluzione più lunga. Napoli chiede a Manfredi di pressare Secum a uomo. Mannina. Spadaro non la prende molto bene, poi la copertura di Capozzucchi per l'uscita di Zummo. È iniziato a piovigginare, infatti questo qui è il motivo di quell'atmosfera più cupa di cui parlavamo e delle nuvole che si sono rese più presenti negli ultimi minuti. C'è anche del vento qui a Misilmeri. Pizzolato. Mannina la riesce a controllare. Serve dietro Chieffo. Secum. Ancora Mannina per Lucas Sebastian Chieffo. Siamo dentro il recupero. Mannina verso Spadaro. Esce Zummo. La vuole per forza lui. Il rilancio di Alessio Zummo. Lamenta una trattenuta Chieffo, la prende Gueye in fuorigioco. Si è alzata la bandierina del guardaline, fuorigioco di rientro. A giudicare dalla mimica dell'assistente arbitrale. Finisce anche il primo tempo. Adesso 0-0 tra San Vito Lo Capo in trasferta qui a Misilmeri, con il Misilmeri che si è reso pericoloso di più con Ivan Lavardera. Anche Longo ha avuto una buona chance, ma sono state delle San Vito le occasioni più importanti, che ci ha provato con Forconi, con Bulades, con le sgasate di Mannina. E vedremo come andrà la ripresa. Sarà sicuramente un secondo tempo interessante. Noi ci prendiamo una pausa e poi torniamo di nuovo in diretta qui dall'Aloisio. Noi abbiamo sfruttato anche delle buone giocate al primo tempo, siamo riusciti a passare con un doppio vantaggio. Nel momento cruciale della partita siamo rimasti anche uno in meno e ho cercato sempre di tenere
i due attaccanti, se tu ci hai fatto caso, fino a un certo punto della partita. Poi ho cominciato a capire che magari potevamo avere qualche difficoltà, soprattutto perché loro spingevano, avevano il vento a favore, cercavano giocate, cercavano punizioni, cercavano calci d'angolo, cercavano di recuperare. Abbiamo trovato una squadra che gioca anche un buon calcio, tanti ragazzi, senza tralasciare che la mia squadra aveva fatto l'ultimo primo tempo e una buona parte del secondo tempo. Abbiamo sperato anche la possibilità di passare sul 3-0, abbiamo subito il 2-1 a pochi minuti alla fine, è normale, submettere un po' di paura, qualche calcio d'angolo, qualche situazione di mischia e sono riusciti a ottenere questo 2-2, dove poi alla fine ti può rimanere il rammarico, però devi essere sportivo e dire che Castelbuono fino alla fine ci ha creduto di pareggiare, come ci siamo riusciti noi domenica scorsa, ci è riuscito anche il Castelbuono 8-2. Per cui ho detto ragazzi, ci teniamo la prestazione, c'è il rammarico e lo scoramento di non aver ottenuto questi 3 punti, però già dobbiamo pensare alla prossima, perché soffermarsi significa trovarsi in difficoltà anche nelle prossime giornate, per cui dobbiamo pensare che già da martedì dobbiamo rimetterci di nuovo in moto e cercare innanzitutto di recuperare quegli uomini che in questo momento sono fuori e poi vedere se nel calciomercato abbiamo ancora qualcosa da fare, cercare di rinforzare anche la squadra in qualche riguardo. Contrasto e non, perché non si è neanche capito, ho sentito questo dolore forte alla testa della caviglia, però non era nemmeno doppio, per cui poi le prossime 24-48 ore penso con una radiografia, qualcosa, insomma, a livello clinico cosa che farà, vedremo un po' che cosa è l'entità del danno, con la speranza che non ci sia niente di essa, soltanto più la paura che tutt'altro. Peccato, perché sappiamo che Vigo e Benzancano è uno che ha giocate, ha corsa, fase di possesso è uno che gioca abbastanza bene, in fase di non possesso è uno che recupera tanti palloni, però va bene, dai. Chi è subentrato ha fatto anche bene, era cintura, peccato perché poi con il doppio giallo ci siamo ritrovati a rincorrere sempre e, come ho detto prima, ho cercato di tenere fino all'ultimo i 2 attaccanti, ma quando ho visto che ancora il Castelbuono spingeva, tante volte è meglio cercare di mettere qualche altro centrocampista in più, però poi alla fine visto, tante volte non basta nemmeno, però sono contento dei miei ragazzi, della prestazione e di aver fatto un'ottima partita, perché quello che mi tengo, se non il risultato non mi ha premiato, la prestazione penso che sia sotto gli occhi di tutti, giocare in 10 contro 11, noi abbiamo sperato sul 2-0, un paio di volte il 3-0, addirittura in un tiro con Tripoli, è stato bravo il portiere, un po' meno bravo Silvio, però ormai dobbiamo archiviare e pensare alla prossima. Doni è stato tutta la settimana con febbre, vomito, per cui non lo potevo nemmeno utilizzare. Ha fatto caso, avevamo tanti infortuni ed arrivavamo a 17 persone, 17-18, ma 1-2 non erano nemmeno utilizzabili al 100%. Però, ripeto, non siamo qui a giustificare l'eventuale pareggio perché mancava uno, mancava l'altro. Ma io dico che questi ragazzi, come il Castelbuono, hanno tirato fuori una grande prestazione. Penso che con tutto questo freddo la gente che è venuta a vederci non si sia annoiata. Sapevamo che Misil Meri è una squadra importante per questa categoria, ha uno degli allenatori che più stimo, che è Tommaso Napoli, e il suo lavoro è
ben riconoscibile. Oggi secondo me non abbiamo approcciato male, nonostante il gol preso mi sembra all'8° minuto. Ho visto una squadra viva, una squadra che voleva giocare, che purtroppo è passata in svantaggio, un gran gol comunque. Abbiamo continuato a giocare con le difficoltà che ci creava il Misil Meri, perché non giochiamo soli certamente. Abbiamo creato qualche azione da gol che non siamo riusciti a trasformare. Successivamente prima lo scadere del primo tempo, trovato un altro grande gol, ma la squadra era viva, l'ho vista viva fino al primo tempo e avevo detto che bastava fare un gol piuttosto che 2, perché il secondo sarebbe arrivato, quindi al momento in cui ho visto la palla entrare del primo gol ero sicuro che avremmo pareggiato. È stato sofferto, è stato sicuramente più atteso, però quando siamo riusciti a segnare è stato comunque molto bello. Thomas chiaramente non è ancora al massimo, se proprio devo dirla tutta oggi non era in programma questi 15 minuti, però in un momento in cui stavamo cercando il gol, con uno sguardo e un cenno di intesa ci abbiamo provato e questa volta ci è andata bene. È una partita difficilissima perché il Piana è una squadra importante, allenatore che sta facendo benissimo, che è Pippo Chinnici, che quindi sarà una partita veramente tosta. Non so cosa hanno fatto oggi, ma cambia poco perché stanno facendo veramente bene. Detto questo, abbiamo affrontato squadre importanti già come Misil Meri. Oggi siamo riusciti a pareggiare, ma eravamo riusciti a fare belle partite contro Sciacca e Gela fuori casa. Ci aspetta un'altra partita contro una big, perché io considero il Piana una big, e cercheremo di portare a casa qualcosa, insomma. Una partita abbastanza movimentata, sì, mi sono piaciuti molto i miei dall'inizio alla fine, abbiamo incontrato comunque una squadra ben organizzata, hanno meritato anche loro comunque di segnare, anche sul 2-1 era giusto che loro segnassero, anche se noi ce l'abbiamo messa tutta per difendere. Poi il 2-2 sì, un po' ci ha messo paura, ma non abbiamo mai mollato, abbiamo rischiato di andare anche noi in vantaggio più volte. Poi un po' si è complicata per le espulsioni, compreso la mia, di cui mi dispiace molto, però capita nelle partite così concitate. E alla fine, salvo Guglielmini, ha messo la palla dentro e va bene così. E loro hanno continuato sempre a pressare e noi abbiamo giocato sempre al massimo dall'inizio, quindi poi ci sta un attimino di calo fisico, no, un calo mentale no, però un po' di calo fisico ovviamente ci sta ed era preventivato, però con la testa siamo riusciti a portare fino alla fine il risultato. Tutte le trasferte sono insidiose, tutte le partite sono insidiose, ogni partita ha la sua storia. Noi andremo mercoledì là, che è una partita di recupero, ci andremo con qualcuno in meno a causa delle espulsioni, però i ragazzi sono tutti pronti per giocare e sono sicura che daranno il massimo anche in quella partita. Vittoria importante perché innanzitutto diamo seguito alla vittoria della settimana scorsa. Oggi è stata una partita veramente tosta perché sappiamo, tutti lo sanno, le Niners è veramente una squadra molto molto tosta, ragazzi tecnicamente bravi, corrono tutta la partita, non si fermano. Ed è stato veramente difficile, però devo dire che i ragazzi oggi hanno interpretato bene sia la fase difensiva che la fase offensiva. In qualche occasione abbiamo sofferto, però in alcune altre occasioni abbiamo anche prodotto tanto ed è una vittoria molto 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 importante. Secondo me è super importante il 3-1 di Runfolo, quel gol vi ha dato la carica giusta, poi la Rosa ha fatto una prestazione monumentale, anche Virruso, una grande prestazione di squadra. Sì, sai, sono quei gol che praticamente possono fare la differenza sia in negativo che in positivo, perché se sull'1-1 subiamo magari noi il 2-1 diventa difficile per noi, mentre il 2-1 e il 3-1 hanno un po' diciamo rallentato anche le buone giocate degli Niners. Noi poi abbiamo preso sempre più fiducia, abbiamo gestito bene il pallone, siamo usciti bene tra le linee, non abbiamo sofferto la pressione, abbiamo gestito anche bene la palla. Poi diciamo il gol è un episodio, magari ci può stare, però poi penso che la squadra abbia soprattutto negli ultimi 6-7 minuti diciamo il risultato l'abbia messo in sicurezza. Perfetto, ringraziamo mister Calandra e gli auguriamo in bocca al lupo per il resto della stagione.
Grazie. Dai, oh, subito, eh! È iniziato il secondo tempo di Don Carlo Misilmeri e San Vito Lo Capo con Ivan Lavardera che subito a questo pallone mancino fuori con la rimessa dal fondo per quanto riguarda il San Vito. Misilmeri partito dunque forte. San Vito però più pericoloso nel primo tempo con diverse occasioni anche il Misilmeri avute con Ivan Lavardera e con Longo, ma non è stato centrato lo specchio della porta. C'è stato un cambio nel primo tempo con l'uscita di Cerniglia per l'ingresso di Romano in mediana. Per quanto riguarda il Misilmeri, tutto invariato nell'intervallo da entrambe le parti. Durante la pausa nessun cambiamento dunque per i due allenatori. Misilmeri con il 3-5-2, Zummo in porta, Muzzo, Capozzucchi e Aiello in difesa, Longo, Mendola, adesso Romano, Messina e Lavardera, Ivan a centrocampo, in attacco Manfred e Gheie, a disposizione in panchina Arduino per la porta, assieme a Mistretta. Per quanto riguarda i giocatori di movimento ci sono Cosentino, Pellegrino, La Paglia, Ricciulli, Gambino e Tripiano. Lato San Vito invece abbiamo il 4-3-3 di Vito Policani con Pizzolato in porta, Cicala, Chieffo, Avoa e Mannina in difesa, Forconi, Secum e Mustaccia a centrocampo, Spadaro, Adelfio e Bulades in attacco. A disposizione in panchina Rusconi per la porta e poi Ramaglio, Claudio Lavardera, Prestigiacomo e Basit. L'arbitro è Lorenzo Motta di Siracusa, assistito da Claudio Coletta di Catania e Antonino Barbagallo di Enna. Manfred per Romano. Ivan Lavardera a fronteggiare Cicala, troppo lungo il passaggio, no per Mendola, che è riuscito comunque a metterla dentro, ma per i giocatori del San Vito. Poi fallo su Buladis, calcio di punizione guadagnato dal San Vito. Per quanto riguarda le altre partite in contemporanea, dicevamo nel corso del primo tempo il vantaggio dell'Unitas Sciacca a Casteldace per 3-1, ha segnato Cari sul rigore, il momentaneo pareggio è stato di Sferruzza, poi le reti Saccenzi di Margaritini e di Mercurio. Invece poco fa ha raddoppiato il Gela contro il Partinico Dace con Savasta. Nel primo tempo aveva segnato Gigante, dunque Gela 2, Partinico Dace 0. Dagli altri campi Lascari 0, Marsala 1 con il gol di Mangeracina, 0-0 tra San Giorgio Piana e Supergiovane Castelbuono. Athletic Palermo avanti 3-0 sull'Accademia Trapani, hanno segnato Micoli con una doppietta e poi Raimondi. Mentre è ancora 0-0, come vedete, tra Misilmeri e San Vito Lo Capo.
Ok, la pallone ricevuta al limite da Messina. Adesso Gueye ne ha 2 davanti, allarga per Ivan Lavardera. Cross basso, lo prende Sekum, poi rilancia Chievo per Bulades. Palleggio, c'è Romano però che lo disturba e allora la riprende Ivan Lavardera. Gueye è un po' spalla alla porta lui. La mette comunque in mezzo, secondo palo, cross rischioso, Avua allontana. La riprende Romano, calcia col mancino. Sul fondo, deviazione angolo. Rimane avanti il Misilmeri. Cielo molto nuvoloso perché ha iniziato anche a grandinare nel corso dell'intervallo. Adesso la situazione si è un po' calmata con una leggera pioggia che scende giù a condizionare questa ripresa. Tant'è che il San Vito fa stretching dentro la panchina per ripararsi. Occhio a questo pallone dentro l'area di rigore, lo riprende Pizzolato. C'è stato però un fallo. Pizzolato è arrabbiatissimo nei confronti dell'arbitro che ha preso questa decisione. E comunque punizione per i trapanesi. 2 riserve per parte, si scaldano a bordo campo all'aperto, dato che abbiamo detto dello stretching dentro la panchina da parte del resto delle riserve del San Vito. Chiefo qui non discute con Pizzolato, comunque riesce a liberare ma a girare la sfera ancora il Misilmeri. Qui il recupero di Cicala, in scivolata il passaggio per Sekum, pallone di Muzzo colpito da parte sua. Bulade se la allunga verso il centro, ci pensa Mendola a liberare e allora pallone per il Misilmeri con Capozzucchi. Vai, muovi! Romano. Muzzo per Capozzucchi. Romano. Dietro per Aiello. Gira palla in difesa. E la Misilmeri adesso si propone Muzzo, la sponda di Vincenzo Manfrè. Romano, controllo provato ancora dall'ex Gela. Rilancio lungo, spallata di Ivan Lavardera. Manfrè aspetta il pallone, vuole il passaggio per Gueye perché ha visto il movimento del compagno ma si trovava dall'altro lato, quindi per tagliare è stata una situazione difficile. Pizzolato di testa la spizza Mendola, ancora il Misilmeri con Muzzo di testa Avua, tra i migliori in campo nel primo tempo. Poi l'appoggio di Mannina, anche lui buonissima prestazione con un'azione personale sul finale dei primi 45 per il passaggio a Pizzolato poco fa. Sekum. Bulades stava andando avanti il San Vito per colpa del tocco di sponda biancorossa, lo riprende Sekum questo pallone. Mannina profondo verso Adelfio, un po' al centro, invece il pallone si trovava in posizione decentrata. Romano, controllo di Longo e uno stop per l'arrivo di Mannina che se la porta fuori. Romano dietro per Razzumo, o fuori dai pali. Lancio a superare la metà campo, il tocco di Bulades con Ivan Lavardera. Mendola batte lui, Sekum interviene,
Cicala su Ivan Lavardera, Gueye di testa, Secum anche Cicala. Romano, colpo volante verso Manfred, copertura di Kiev, c'è anche quella di Mannina, adesso palla al piede, se la porta, poi Manfred commette fallo. Calcio di punizione per il San Vitolo Capo, che ricordiamo scenderà in campo nuovamente tra 3 giorni, mercoledì, perché ci sarà la semifinale di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana in casa contro l'Unitas Sciacca. San Vito sotto 3-1, dato che è finita così la partita d'andata del Gurrera. Secondo cambio pronto per il Misilmeri, entrerà Pellegrino di rientro dall'infortunio. Mannina serve dietro Secum. Adelfio ha toccato pochissimi palloni, poi prende per la maglia Mendola, si continua perché il pallone è ancora di Mendola, passaggio nonostante la scivolata di Mustaccia che viene sanzionata con il cartellino giallo. L'arbitro poteva far proseguire l'azione, invece ha preferito ammonire il centrocampista del San Vitolo Capo. Non è il primo giro della partita, dato che l'Atto San Vito sono stati ammoniti anche Forconi e Pizzolato. Invece la colonna degli ammoniti della Misilmeri è ancora pulita. Si va adesso con il cambio. Manca soltanto la comunicazione all'arbitro da parte del suo assistente. Cambio! Andrea! Ivan, hai capito, Ivan? No, fallo passare! Batte Ivan Lavardera, barriera a 5 per il San Vitolo Capo. In realtà a 4, ma c'è un giocatore davanti. Ma era soltanto per fare da guida a Pizzolato. Prima si va con il cambio, sì, lo ha notato anche l'arbitro. Esce Longo, entra Pellegrino. A questo punto Messina può fare l'esterno. Torna in campo Riccardo Pellegrino. Tra poco capiremo le varie posizioni. Ivan Lavardera calcia con il destro, dritto sul muro giallo del San Vitolo Capo. Nel San Vito tra poco entrerà Abdul Basit. Policani gli ha detto fai gol. Entrerà anche Presti Giacomo. Dunque doppio cambio in vista per Policani. Ricordiamo che il San Vito ha soltanto 5 riserve a disposizione. Togliendo il portiere Rusconi scendiamo a 4. Manfred si mette davanti a Voix che la protegge con il petto a terra, guadagna anche la punizione. Eccoci con i cambi anche per il San Vitolo Capo. Esce Spadaro, entra Presti Giacomo. Esce Mustaccia, entra Basit.
Non cambia granché dal punto di vista tattico perché Prestigiacomo è un centrocampista, Basit è un esterno d'attacco. Cicala, lancio lungo di testa Iello, la prende proprio Basit, il pallone però esce fuori, portato verso il fondo da parte dell'ex Casteltermini. Nel Misilmeri Messina continua a fare la mezzala con Pellegrino a sinistra in fascia, dall'altro lato Ivan Lavardera, qui Zummo manda il pallone in mezzo ai boschi che circondano il Giovanni Aloisio. Cicala, Secum, cross dentro, esce Zummo, allontana con i pugni, indietreggiando, la prende Basit. Mannina, lancio per Basit che controlla, ne ha due in pressing, ultimo tocco del giocatore del San Vitolo Capo, è rimessa dal fondo. Capozocchi vuole una soluzione il Misilmeri anche per sbloccare questa partita che si sta facendo complicata. Sponda di Gueye, c'è Secum, la riprende Forconi che la rilancia fuori. Romano di prima Muzzo, a questo cattiveria Policani a Facundo Forconi in pressing, prende metri, però la squadra di casa vino velocità sia Zoom in porta che Napoli dalla panchina. Romano, Ivan Lavardera, gli soffia il pallone Basit, Lavardera da terra in scivolata, no però per i compagni. Secum si protegge anche con le braccia, c'è fallo di Messina, calcio di punizione. Nella Misilmeri ci sarà spazio per un altro rientrante dall'infortunio, Ricciulli. Sali. Cicala lascia Bulades, scambio di due, poi Bulades la passa a Cicala ma fuori, e Cicala ha un diverbio con il nuovo entrato Pellegrino. Bulades fa da calmante nei confronti di Cicala, anche perché Napoli stava arrivando lì a parlare. Cambio Misilmeri, esce Messina, entra Ricciulli. Terzo cambio per Napoli. Va a fare l'esterno Ricciulli con Ivan Lavardera che fa la mezzala. Secum è finita a Casteldaccia, l'Unitas Sciacca ha vinto 3-1. Primo finale del pomeriggio.
secondo scoppio all'interno di questa zona. Di Misil Meri, piano stoppa. Due cambi invece quelli effettuati da Policani. La tocca Pellegrino, Gueye fermato da Wa. Secum. Manina. Pallone per Forconi, la allarga per Basit, posizione regolare secondo l'arbitro, chiude Aiello in fallo laterale. Secum. Manina, il cross in mezzo di testa, allontana Capozzucchi, che l'aspetta per allargarla. Pellegrino, Secum scontrandosi con Manfred. Chieffo, Manina, ancora Secum, gira. Pizzolato, troppo forte, troppo profondo questo pallone per Adelfio. Arriva Zummo. Ultimi 25 minuti. È sempre 0-0 questa partita. Meno occasioni. Con il Misil Meri che ci prova. Anche il terreno di gioco diventa scivoloso data la pioggia. Secum di testa lotta Forconi assieme a Muzzo, colpo di testa di Adelfio. Il passaggio di Presti, Giacomo verso Forconi. Policani voleva un fallo. Si difende il Misil Meri. Vuole gioco veloce e a due tocchi Napoli. Ivan Lavardera si ferma con un presunto tocco di Mannina che ha fermato l'avversario. Scivolata fuori e va avanti il San Vitolo Capo. Mannina, c'è Ricciulli, ma è sempre di Mannina. Adesso Secum per Basit, posizione regolare con l'arbitro che ha dato uno sguardo al guardalinee, bandierina bassa, Basit in mezzo, il tocco di Adelfio finisce fuori. Per Policani i suoi giocatori sembra che abbiano paura del pallone, infatti vuole più azioni ragionate. Occhio a Amendola che allarga per Manfred con il piede pizzolato, occasionissima per il Misil Meri. Gueye col tacco, il tiro al volo di Pellegrino. Cosa ha fatto? Come l'ha messo dentro Riccardo Pellegrino? Incredibile il gol del Misil Meri. Che gol di Riccardo Pellegrino, pazzo all'improvviso. 1-0. Incredibile gol di Pellegrino, mamma mia, cosa si è inventato? Al rientro dall'infortunio entra partita in corso e fa 1-0 il gol del vantaggio, il secondo in campionato, il terzo in stagione per il numero 3 bianco-rosso.
Pizzolato aveva fatto un miracolo con il piede su Manfred in un secondo tempo povero di occasioni. Pellegrino ha fatto una cosa incredibile. Contro un San Vito che non ha demeritato oggi. E che insiste, Mannina, cross in mezzo, di testa vuole colpirla Delfio. Cioè prima Capozzucchi. Bulades. Cross a rientrare direttamente in porta, Zummo, in angolo. Battuta corta. Bulades. Nuovo cross, Zummo, colpo di testa che c'è dall'altro lato. L'aveva presa Chieffo. Cicala. Pizzolato. Vuole qualcuno, riserve Cicala. Secom. Avoa. Chieffo. Manina per Prestigiacomo. Ragiona. In difesa però, il San Vito. Cicala lo segue Mendola. Passaggio di prima, appoggiando il pallone. Ancora Cicala per Secom. Guarda profonda a cercare il Basit. Di testa non ci arriva Aiello. Ricciolli. Spazza via, la prende Chieffo. Regolare secondo l'arbitro il controllo. Bulades. Lo segue Cicala, scivolata evitata di Bulades da parte di Mendola, poi Bulades calcia, il pallone finisce nella zona dei tifosi del Misilmeri alla destra della porta di Zummo, coperti dagli ombrelli. Ricciolli prova lo stop di petto, c'è Secum, ancora Ricciolli, corre Ivan Lavardera, pressione di Mannina, Ricciolli è sempre sua, arriva anche Basit, ingannato, Ricciolli va in avanti, vuole il tocco avversario, lo ottiene così l'angolo per il Misilmeri. Cielo con nuvole e con il blu scuro che prevale su Misilmeri. Tutti in mezzo. Parte il pallone a rientrare di testa, libera Delfio. Occhio alla San Vito che ha un po' di spazio in ripartenza. C'è Basit, corrono in 4. Oltre la linea del centrocampo adesso sono di più. Lancio dall'altro lato verso Cicala di testa Muzzo. Colpo di testa anche da parte di Romano, la riprende Gueye che ce la lunga, sfida Ua in corsa, duello tra velocisti, chiude il difensore del San Vito in rimessa laterale. Una cosa del genere, mister è l'ultimo, ok? È in campo il suo collaboratore, ok? È l'ultima. Non butti fuori, non butti fuori. Sai che giocare vicino io, butti fuori. E lei devo dire? Non ci può discutere. Lei mi dice le cose a me. No, non rischiamo, cazzo! Rimessa laterale per il Misilmeri. Batte Pellegrino. Di testa Secum, rilancia Bulades. Capozzucchi
Doppio rimpallo. Mendola. Verso Manfred, fallo di Awa. E punizione. Chiede spiegazioni il centrale del San Vito. Solo collaborativo io. Anche che mi interessa la panchina speciale. E io sto guardando a occhio. E adesso alla battuta c'è Ivan Lavardera. Occhio, raga! Ma stare attenti. Ma stare attenti. Pronto il terzo cambio per il San Vito. Entrerà Claudio Lavardera per l'attacco. Verosimilmente uscirà Adelfio. Barriera a 2 per Pizzolato. Ivan Lavardera parte dal suo destro al centro, allontana Voix di testa, la riprende Romano che alza il volo, respinge Basit, interviene anche Muzzo, la butta fuori il più lontano possibile. Gela che ha vinto contro il Partinico Audace per 5-0 il gol sul finale di Cocimano. Gela 5, Partinico Audace 0. Questo è il finale dalle Presti. Dentro dunque Claudio Lavardera, esce Forconi. Dunque attacco a 2 per il San Vito con Adelfio e Claudio Lavardera. Dunque passaggio al 4-4-2 per Policani con Basit esterno a sinistra. Bulades dall'altro lato, Gueye non la prende, esce Pizzolato più lontano possibile, cerca e trova Basit, arriva Romano a soffiargli il pallone, c'è Ricciulli pressato dal nuovo entrato Claudio Lavardera. Muzzo, Pellegrino, lancio profondo, interviene a Voix su Romano. Poi il suo pallone è profondo e centrale per Manfred che si scusa col compagno. Mi ha detto colpa mia. Secum, controllo provato da Claudio Lavardera nonostante le difficoltà. Si resiste, vicino alla bandierina con il pressing di Claudio Lavardera. Si va a prendere la rimessa laterale Pellegrino. Con il Misilmeri che prende qualche secondo. Con lo stesso Pellegrino a battere. Mendola, Manfred, c'è Secum, colpo sul fianco e allora punizione. Pallone regalato a San Vito che ha una decina di minuti per riprendere questo match. Ivan Lavardera avanza anche Pellegrino dall'altro lato, lo vedi Lavardera. Pellegrino, autore del gol, cross sbagliatissimo, ma nel momento in cui ha calciato si è alzato il vento. Che adesso inizia a dare fastidio con la pioggia. Guarda dove, viva, viva. Che ragione, guarda dove, oh.
Basit fa correre tantissimo Mannina contro Capozzucchi. Pallone sul fondo. Pellegrino parla con Napoli. Forse in merito al cross di poco fa, al tentativo di metterla in mezzo. Il rilancio di Zumò. A terra Manfred. Si arriva da Cicala per il San Vito. Palla fuori con Bulades. Non contento Policani. L'errore di Cicala, evidenziato anche da Policani. Cicala ha provato a spiegarsi con Bulades. Bulades gli ha risposto: stai zitto e torna dietro. Andate tutti sulla faccia. Uno per parte a terra. Muzzo in anticipo su Adelfio. Ivan Lavardera guarda Manfred che corre. Pallone su Avoa di testa. Colpo di testa nella direzione di Cicala. Attaccato da Mendola, riprende palla il Misil Meri. Ivan Lavardera cade giù. Il fallo di Avoa. Graziato per la seconda volta dall'arbitro. Anche prima ha commesso un fallo pesante. E allora punizione dal limite per il Misil Meri. Andrà Ivan Lavardera. Presumibilmente quello che si sta lanciando lo scarpino. La battuta invece affidata a Gueye, con Lavardera che si allontana. Eventualmente c'è col mancino Mendola, barriera a 5 per Pizzolato. C'è anche il coccodrillo, parte Gueye sulla ribattuta, ci pensa Mendola a tirare palo. Pizzolato non la vede più, Manfred alto ma in fuorigioco. Palo di Mendola. Misil Meri vicinissimo a chiuderla questa partita. Ricciulli lamentato un colpo con la mano da parte di Chieffo. Pallone su Adelfio, riesce a passarla dietro a Secum, cade. C'è Gueye che recupera palla, c'è un giocatore del Misil Meri a terra. Si continua. Gueye se la porta verso l'esterno per rientrare in mezzo a 3 avversari, anche 4. La riprende il San Vito.
Adesso l'arbitro vede il giocatore delle Misilmeri a terra e interviene. La panchina del San Vito chiede motivazioni sul gioco non interrotto. Napoli cerca di spiegare, anche Bulades. Va bene così, però. Lo so, va bene così. Si rialza Ivan Lavardera. Le squadre hanno approfittato anche per rinfrescarsi. Ha aiutato anche la pioggia. Come se non bastasse, Manfred, tocco fuori e rimessa per il San Vito, che ha sempre meno tempo. Si torna da Pizzolato. Lancio lungo di Cicala. Colpo di testa buono di Claudio Lavardera verso Adelfio. Aiello da Zoom. Muzzo. Arriva Claudio Lavardera, c'è fallo segnalato dal guardaline. Calcio di punizione per il Misilmeri. Chieffo. Mendola in ribattuta su Presti Giacomo. Si continua a giocare, Romano è a terra. Cicala. Basit si scontra con Pellegrino di testa. Mendola. La tocca Pellegrino mandandola fuori perché bisogna dare assistenza a Romano. Altro giocatore a terra del Misilmeri nel giro di pochi minuti. Ricordiamo oggi Romano alla 50ª presenza in carriera in eccellenza. Gheie intanto parla con la panchina del San Vito. C'è stato qualcosa che non ha reso molto contento l'attaccante del Misilmeri. Basit, nessun aggancio, Cicala e la serve. Ancora Basit, il cross respinto da Muzzo e calcio d'angolo. Angolo San Vito. Cicala. La battuta di testa allontana il Misilmeri con Capo, Zucchi e Muzzo a guidare la difesa. Gueye insiste a parlare con la panchina della San Vito Capo. Arriva l'arbitro. Interpellato interpellata una figura della panchina della San Vito, una delle riserve.
C'è il cambio. Entra così Gambino. Rosso per un membro della società del Misil Meri, non in panchina. Questo di solito significa multa da parte del giudice sportivo in settimana. E il cambio Ghieye Gambino non era stato autorizzato. Giochi 5 minuti e stai scherzando, signore. Dito quello che ti voglio dire. Adesso è ufficiale. 10 minuti minimo, signore. Come se fosse futsal, cambio volante poco fa della Misil Meri, con una situazione a bordo campo da placare e che probabilmente avrà delle ripercussioni dopo, forse al rientro delle due squadre degli spogliatoi. Saranno 5 minuti di recupero. Sono iniziati da 30 secondi. Ci sarà dunque del supplemento. Pellegrino la manda nella zona di Pizzolato. Cicala rientra, prova il cross. Contro Mendola, c'è fuori gioco. Si chiede un cambio qui con Muzzo a terra, chiamato Tripiano. Sarà dunque l'ultimo cambio per il Misil Meri. Si rialza Muzzo, Tripiano si scalda assieme alla Paia. Ci sarà un cambio con questi due giocatori che se lo contenderanno. Manfred, Chieffo, Secum, serie di rimpalli contro Romano, pallone lasciato in mezzo al campo, lo riprende Basit, gira tutto da Buladis, che si è ripreso la sua posizione a sinistra, chiede palla a Basit sul secondo palo, Buladis lo cerca verso il pallone da Basit, fuori, non riesce ad inquadrare la porta. Il rinvio di Zumo, meno di 2 minuti alla fine. Avoa alla rimessa, Basit, Avoa sta come dietro per Cicala, il San Vito ci prova. È calata un po' l'intensità nell'ultima fase di questo secondo tempo. Presti Giacomo è per Romano, Policani voleva il cross, il rilancio di testa Chieffo, sponda Secum sull'avversario. Misil Meri quando recupera palla lancia lungo subito. Chieffo contro il nuovo entrato Gambino, pallone regalato a Ivan Lavardera, l'intervento fuori
di Chievo. Vuole finirla qui il Misil Meri dalla panchina. Di testa Mendola. Anche Adelfio. Pallone per Ricciulli però, che va avanti. Servizio per Gambino, che si gira in scivolata. Intervento a liberare Manfredi, azione personale, se la porta sempre lui, fallo non c'è. Secondo l'arbitro ancora viva, cerca di calciare Mendola, che poi va in porta. Il gol del Misil Meri, che chiude la partita 2-0 con il centro dell'area lasciato vuoto. Ci pensano i biancorossi a chiuderla. (2-0) e paure scacciate, esultano i tifosi dietro le grate dell'Aloisio. 3 punti d'oro oggi con la rete segnata da Amendola, importantissima all'interno di questo finale molto bagnato sia per la pioggia sia per le fatiche di 90 passi a minuti. La rete di Luigi Mendola, il numero 4 del suo campionato. La numero 21 con la maglia della Misil Meri. Siamo oltre i 5 di recupero, ma c'è ancora qualcosina da recuperare. Nessun fallo qui, e allora spazi decisamente più aperti. Scivolata di Chievo. È rimessa per il Misil Meri. Di testa Aiello, ufficiale il 2-0 della Don Carlo Misil Meri sul San Vitolo Capo. Prima Pellegrino, poi Mendola a chiudere per un match non secondo le aspettative nel primo tempo. Poi il Misil Meri ha trovato la rete, ha chiuso questa partita con tanta fatica. Riesce a trovare la prima vittoria dopo un mese dall'ultima volta. Era il 3-1 contro la Parmonval quasi un mese fa. Adesso ci sono questi 3 punti contro un San Vito che mercoledì sfiderà l'Unitas Sciacca per la semifinale di ritorno della Coppa di categoria. Un evento molto importante, storico, anche per la cittadina di San Vitolo Capo. Arriva però questo KO in campionato dopo una gara molto buona nel primo tempo. Era stata proprio la squadra di Policani a prevalere dal punto di vista delle occasioni pericolose. Ma il Misil Meri, squadra esperta qual è? Anche con il proprio gruppo ha saputo vincere. Anche da questo punto di vista il Misil Meri festeggia con i propri tifosi che non vedono l'ora sempre di più di tornare all'Aloisio, sugli spalti dell'Aloisio, da un lato e dall'altro, a guidare la fila Capozocchi con ironia, con simpatia verso la propria gente.
che felice di questi ragazzi che salgono così in classifica. Misilmeri a Castelvetrano il prossimo weekend contro la Folgore. San Vito che dopo lo Sciacca in Coppa ospiterà il Castellammare. È tutto dall'Aloisio. Grazie dell'attenzione. Ciao, da Salvo Geraci.